Il Tempio d'Oro del 77° Mandorlo in Fiore è stato assegnato al gruppo del Cile, che ha avuto anche quello della Costa del Mito. Il secondo e terzo posto sono andati al gruppo della Georgia e della Serbia, che hanno ricevuto rispettivamente il Tempio d'Argento e di Bronzo. Premio per la migliore danza alla Bulgaria, al Canada per le migliori musiche, all'Ecuador per il miglior costume, Ugo Re Capriata della Sostampa alla Serbia e il premio Gigi Casesa al gruppo della Colombia. Assegnato il Dario Danile alla Polonia e il Dante Alighieri alla Grecia. Ci sono le interviste. Si è conclusa la 77esima edizione della festa del Mandorlo in Fiore, proprio una festa all'altezza di Capitale Italia della Cultura. Ringrazio il mio assessore Cantone, ringrazio tutte le forze dell'ordine, i volontari della protezione civile, comunale e regionale, ringrazio anche la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco. Una festa che è riuscita benissimo, oltre le aspettative. Proprio le presenze sono state tantissime, più degli altri anni, e questo è importante anche per il ritorno economico al nostro territorio. I gruppi si sono esibiti qua sotto il Tempio della Concordia, ha vinto il Cile, un gruppo bellissimo, bravo, però anche bravi tutti gli altri gruppi, sia anche per le musiche, per le danze, per i costumi. E anche quest'anno abbiamo tantissime cose in programma e cerchiamo di destagionalizzare tutti gli eventi in modo tale che il ritorno economico può essere un continuo per tutto il 2025 e anche negli anni a venire. Tanta emozione, tanta felicità per quello che abbiamo visto in questi 10 giorni ad Agrigento. È stata una festa meravigliosa, una festa della gente, una festa per la gente. Abbiamo voluto tutta la manifestazione che si svolgesse ogni singola fase per strada. E la cosa importante è che c'è stata un'affluenza di pubblico mai vista negli anni precedenti. Certo, c'è dietro tanto lavoro, ci aspettavamo grandi numeri, ma non questi numeri. La città era invasa da turisti, da gente ogni sera per assistere alle varie cose che abbiamo organizzato per tutti i gusti. Io credo che al di là di tutto, al di là della festa, la risposta al territorio è stata notevole, cioè l'investimento ne è valso la pena perché veramente il territorio ne ha raccolto i frutti e che ne raccoglierà ancora di più in futuro.